Ma la storia più recente vede la Fenice subito dopo la grande inaugurazione del 2003 con Muti dopo l'incendio, vede nel 2004 ricominciare con una traviata molto innovativa diretta da Robert Carsen in abiti moderni e anche con tematiche molto vicine a quelle che sono le problematiche del mondo d'oggi, come spesso sono quelle contenute all'interno delle opere liriche, perché sono tematiche molto vicine a quella che è la vita degli uomini, alle problematiche che sopravvivono nel tempo. Oggi la Fenice è innanzitutto una grande azienda. Dal punto di vista cioè istituzionale, se noi dovessimo catalogarci con quelli che sono i parametri europei, saremmo una grande azienda perché abbiamo più di 300 dipendenti.